ha scelto di fare ricorso all'eutanasia. L'eutanasia consiste in una serie di pratiche eterogenee volte a generare la morte di un individuo. La Vervoort è stata medaglia d'argento nei 200 metri ai Giochi Paralimpici. La scelta dell'eutanasia fatta da parte di un atleta ha riportato nuovamente il dibattito anche in Italia. In Italia il tema dell'eutanasia fu per Giorgio Welby, il quale scrisse una lettera a Giorgio Napolitano. Successivamente il Tribunale di Roma rifiutò la richiesta a causa del fatto che non sono presenti leggi che tutelano questo diritto. Il diritto alla morte. In Italia il caso è esploso anche grazie a diverse testate giornalistiche che hanno riportato la vicenda di DJ Fabu, il quale a seguito di un incidente è rimasto tetraplegico e si è recato in Svizzera per fare l'uso di questa terapia, dove è legale anche per cittadini esteri. Recentemente si è avuta una svolta. Infatti la consulta ha dichiarato che non è punibile chi agevola il suicidio nel caso come quello del DJ Fabo, che è rimasto cieco e tetraplegico e tenuto in vita solo dalle macchine. Il presidente della Commissione Giustizia, Francesco Bosinarolo, ha dichiarato che le Commissioni Giustizia e Affari Sociali si riuniranno quando sarà disponibile leggere. Ciò che è stato obiettivo sarà ottenere un testo in merito all'argomento che rientrerà poi tra i principi costituzionali. Ci sono alcuni dati però da fornire, ad esempio sarebbero oltre 4.000 medici cristiani che sarebbero contro l'utilizzo di questa pratica. Nel settore tra i paesi più aperti troviamo la già citata Svizzera e l'Olanda. Il 6% dei medici dichiara che non sono i pazienti a scegliere in queste situazioni sul proprio futuro. A marzo 2015 la campagna eutanasia legale ha aiutato 233 persone a recarsi in Svizzera in cliniche specializzate per poter esercitare il diritto alla morte. Il video è finito, io ti ricordo di lasciare un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare il perché se il video non ti è piaciuto, la nostra redazione cercherà di risponderti il più rapidamente possibile. Per ulteriori informazioni inoltre ti ricordo di visitare la pagina www.veronaeconomia.it. Io sono Emanuele Zummerle, un saluto e a presto.